Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Sono passati 7 anni e mezzo da quella sera. Era il mercoledì 13 marzo 2013, la sera dell'elezione al soglio pontificio di Francesco, il Papa venuto dalla fine del mondo. Benvenuti, grazie per essere qui con noi stasera a parlare di Papa Francesco. E quella sera, la sera del 13 marzo, credo che la ricordiamo in tanti. E ricordiamo anche la sorpresa di quell'annuncio. Veniva scelto il primo Papa gesuita, primo proveniente dalle Americhe, figlio di immigrati che dall'Italia andarono in Argentina, primo con il nome di Francesco e il primo a essere eletto dopo un Papa dimissionario, Papa Benedetto XVI. Sono davvero tante le prime volte del pontificato di Jorge Maria Bergoglio, un papato che già dalle sue premesse ha mostrato di avere poco di ordinario. Lo abbiamo sentito dal buonasera con cui si è presentato quella sera dal balcone, ai pianti con le vittime della pedofilia, dai viaggi alle periferie del pianeta, penso a Lampedusa, penso a Lesbo, ai continui appelli per affrontare la sfida epocale dei migranti, dall'accelerazione del cammino ecumenico e interreligioso al sogno di vedere una Chiesa unita in Cina. E poi 3 encicliche, la prima, vi ricordate, la Lumen Fidei, scritta e iniziata da Papa Benedetto e terminata e firmata da Francesco nel giugno del 2013, la Laudato Si, 24 maggio del 2015 e qualche settimana fa Fratelli Tutti, firmata il 3 ottobre proprio ad Assisi. Insomma, 7 anni e mezzo di un pontificato che siamo certi lascerà il segno. Un vero e proprio tsunami, uno tsunami nel nome del Vangelo, che ha scosso profondamente i cristiani, specie i cristiani d'Occidente. Papa Francesco ha rimesso al centro, anche attraverso un'efficace pedagogia dei gesti, parole di sempre, in parte offuscate nel tempo presente, periferie, scarto, uscita, ultimi, coscienza, discernimento, misericordia, avviando una riforma della Chiesa che è tuttora in atto, facendosi carico di portare a compimento quella rivoluzione copernicana che per la Chiesa cattolica è stato il Concilio Vaticano II. Di certo la conversione evangelica e la diminuzione di immagine, di barocchismi che Papa Francesco ha fatto fare al papato ha provocato movimenti di opposizione e di ostilità che si sono espressi con sempre più violenza con il passare del tempo. E se è fisiologico che ci siano resistenze negli equilibri di un papato, impressiona la violenza di alcuni attacchi, dando l'idea, che è più di un'impressione, che di una regia ben precisa, al punto che molti hanno fatto propria l'espressione di Marco Politi, che Marco Politi ha usato per un suo libro, vedete, La solitudine di Francesco. Ecco, Marco Politi avrebbe voluto e dovuto essere qua con noi stasera, ma un ricovero d'urgenza in ospedale glielo ha impedito. Però appunto terremo come filo conduttore della serata di questa sera del dialogo questo titolo, La solitudine di Papa Francesco. Noi siamo felicissimi e onorati che sia con noi Padre Antonio Spadaro. Ben arrivato, Padre Antonio. Grazie a voi, sono lieto di essere con voi questa sera. Grazie, noi devo dire di Molte Fedi era da tempo che volevamo avere Padre Antonio, ma in realtà ogni nostro invito coincideva con qualche viaggio papale e quindi non è stato possibile. Padre Antonio è gesuita, dal 2011 è direttore di Civiltà Cattolica, sapete, l'autorevolissima
rivista dei Gesuiti con più di 150 anni di storia, al centro delle attenzioni vaticane, tanto da essere vistata in fase di bozza dalla Segreteria di Stato. Padre Antonio mi ha sempre molto colpito, gliel'ho detto prima dell'inizio della trasmissione, anche per i suoi interessi diversi e plurali. Ricordo di aver letto tanti anni fa un suo straordinario articolo su un album, The Rising, di Bruce Springsteen, apparso proprio su Civiltà Cattolica, ma di aver letto un suo libro su uno scrittore italiano, un grandissimo e dimenticato dai più, che è Pier Vittorio Tondelli. E poi è un amante della letteratura americana, cioè quindi da Flannery O'Connor a Raymond Carver, con cui ha pubblicato recentemente, proprio nei giorni scorsi, un testo per la Ares, anche se appunto quando eravamo giovani, almeno quando ero giovane io, ricordo di aver letto un testo che forse era pubblicato dal Messaggero, vero? Sì. Ecco. Allora siamo molto davvero contenti che a dialogare con Padre Antonio sia Don Alberto Carrara. Don Alberto Carrara, un prete in gamba della nostra diocesi, nostro amico, gli siamo davvero molto affezionati. Quindi Don Alberto, grazie per aver accettato e adesso tocca davvero a te. Buonasera padre. Buonasera a lei. Allora vorrei cominciare giocando un po' sul titolo del libro di Politi, Solitudine, e così vorrei tentare di buttar lì qualche spunto per vedere, di confrontarmi poi con lei, perché solitudine non è solo di Papa Francesco per sé, anche il credente oggi è solo, perlomeno lo è sempre di più. La grande simpatia condivisa di una storia un po' più lontana, almeno qui da noi è un pochettino raffreddata. Non parliamo poi di paesi come la Francia o il Nord Europa. Quindi solo nei riguardi di una società che non risponde più o solo all'interno della Chiesa. Questa seconda forma di solitudine ci interessa, perché in effetti Papa Francesco dà un po' l'impressione di far da solo. Non so se posso citare così, proprio un po' provocatoriamente, il recente caso del Cardinal Becciu. Si è avuta la netta sensazione che Papa Francesco ha deciso senza grandi consultazioni. Ecco, allora la domanda è quella lì: in che senso solo e nei riguardi di chi? La domanda è molto, molto precisa. Io ho l'impressione però che questa solitudine sia una narrativa che viene costruita attorno a Francesco, che però non corrisponde effettivamente alla verità. È una narrativa che sembra apparentemente, come dire, quasi favorevole al pontefice, no? Mostrare un papa coraggioso, un po' isolato, quasi da solo contro tutti, una sorta di Don Chisciotte contro i mulini a vento, che si impegna con tutte le energie possibili, la forza possibile, ma di fatto si scontra con l'indifferenza di chi gli sta intorno. Direi che non è così. Non è solo, intanto non è oggettivamente e fisicamente solo, perché il Papa ha sempre amato le relazioni, ha sempre tenuto relazioni forti con le persone che gli sono amiche del passato, ma anche appunto da pontefice con tutte le persone che ritiene possano aiutarlo a comprendere e a prendere le decisioni. Quindi certamente c'è un ambito di solitudine che è quello della responsabilità, cioè il Papa ha delle responsabilità che sono sue proprie e quindi il Papa se le assume, se vogliamo, in solitudine in questo senso, cioè assumendosi la responsabilità in prima persona. Però certamente non è una persona isolata, non è una persona che vive in un appartamento isolato, appunto, o che non è in relazione con altre persone. La scelta di Santa Marta chiaramente è una scelta che gli permette di vivere un rapporto, diciamo, abbastanza ordinario con altre persone. Quindi il Papa non è solo, è aperto a relazioni che appunto vive in molti modi, incluso anche il telefono, insomma, oltre che gli incontri personali. Non si sente solo, questo mi permetto di poterlo dire, e certamente, come dire, fa più rumore una voce discorde che tante fedeli che lo supportano. Però ecco,
certamente all'interno della Chiesa ci sono voci favorevoli, voci contrarie, però non bisogna intendere l'opposizione anche che Francesco incontra come una specie di muro che gli si costruisce attorno e all'interno del quale lui è di fatto prigioniero. Questa è una narrativa, è un modo di raccontare che qualche appunto opinionista evidentemente costruisce e legittimamente, nel senso che ognuno può esprimerlo, però personalmente per la conoscenza che ho mi sento di smentirlo. Il Papa non è solo. A proposito di solitudine e di persone con cui il Papa vive a Santa Marta, quindi mi è capitato qualche 3 anni fa di passare a Santa Marta, ho verificato di persona questa capacità di fare compagnia del Papa. Però mi pare che tra il Papa, gli organismi di curia e poi la Chiesa ci possa essere qualcuno che o per il ruolo che ricopre o per simpatie personali oppure per amicizia personale col Papa ha un ruolo più importante. I giornalisti, no, che sono in genere facili a queste trovate, parlano anche a proposito di Papa Francesco di cerchio magico. Lo chiedo a lei perché lei è un indiziato a questo proposito. Sì, sono un indiziato, lo so perché lo leggo in libri, giornali, articoli, eccetera. Ma io un po' sorrido perché mi sembra un po' di essere il mago di Oz, no? Cioè, mi vedo col cappello da mago in testa parlando di cerchio magico. No, io chiaramente parlo sulla base della mia esperienza e devo dire che il Papa è naturalmente, come dire, ha proprio nella sua natura, nel DNA, una sorta di idiosincrasia per tutto quello che è cerchio magico o qualcosa di questo genere. Ecco. Cioè non è una persona che ama circondarsi di bergogliani. Abbiamo avuto altri pontefici nella storia che hanno preferito, no, essere circondati da persone o hanno creato, anche elevato, anche ad arcivescovo, cardinale, insomma cariche particolari, persone che appartenevano, diciamo, speculari in qualche modo a lui. Francesco in realtà si muove molto più liberamente, anzi devo dire che si annoia se non trova una sorta di opposizione dialettica che gli permette di riflettere e di pensare meglio. Quindi anche le persone che hanno più sintonia con lui dice molto chiaramente di esprimere, io lo ricordo perché lo disse nel 2013 quando lo intervistai per la prima volta, quindi non c'era una conoscenza previa come molti credono tra me e il Papa. Andai a Santa Marta per intervistarlo, la prima cosa che mi disse è: se dovessi dire qualcosa che a te non piace o che ti sembra non essere corretto, sentiti assolutamente libero di dirmelo, no? Allora, direi, il Papa Francesco non è circondato da un cerchio magico. Devo anche dire che è molto libero, per esempio, nel prendere i suoi impegni nei suoi incontri. Una delle scelte che il Papa ha fatto, lo sappiamo, non c'è niente di privato, è quello di non avere di fatto un segretario. Cioè ce le ha, in realtà ne ha 2 e ha anche 2 assistenti di camera e indifferentemente il rapporto con lui, se deve prendere degli impegni o se deve dare degli incarichi, passa attraverso questi canali che sono molteplici. Per intenderci, per essere più chiari, il Papa non sta dentro un imbuto, cioè non c'è un imbuto, un canale unico di accesso o da parte sua alla realtà degli altri e viceversa da parte degli altri della realtà nei suoi confronti. Ci sono tanti canali e uno dei canali è il Papa stesso, che a volte prende il telefono, come ben sapete, chiama direttamente, prende i suoi impegni e i suoi incontri. Quindi da questo punto di vista non c'è un blocco, non c'è un collo di bottiglia che poi può creare appunto delle stenosi, no? Cioè può creare delle situazioni per cui se tu non vai d'accordo con l'imbuto non hai accesso al Papa e viceversa. No, in questo senso il Papa ha un po' sbloccato questa dinamica. Poi certamente, come lei diceva prima, il Papa ha amici e questa è una bella sorpresa, ma penso che non ci sia nulla di strano ad avere amici a questo mondo. Il Papa ne ha avuti tanti prima di essere Papa e certamente per il fatto che è diventato Papa non ha rotto questa amicizia, tutt'altro.
Però ecco, quello che posso dire è che ha una precisa percezione della differenza tra amicizia e competenza. L'amicizia è sacra, va tutelata e va sviluppata, quindi il Papa sa coltivare le amicizie pur rimanendo Papa. D'altra parte la competenza per lui è importante e sa rivolgersi anche a persone che non sono amici o che anche per sensibilità sono distanti, ma che sanno come dire, mettere a frutto la loro personale competenza. Diciamo che questa mi sembra forse la risposta che si può dare, quindi anche questo del cerchio magico ormai è diventata l'anello di una narrativa, lo si trova in giornali, libri, articoli, eccetera, però la realtà è molto più complessa. Grazie Padre Antonio. E Don Omar Valsecchi della comunità di San Fermo ha preparato una domanda per lei. Buonasera, sono Don Omar Valsecchi della comunità di San Fermo in Bergamo e ringrazio anzitutto per la possibilità che mi è stata data di intervenire all'interno di questo dibattito attraverso una domanda da porre. E innanzitutto credo che il tema scelto della solitudine di Papa Francesco sia quanto mai puntuale, preciso nel descrivere la situazione in cui si trova, dico, mi viene da pensare non semplicemente Papa Francesco, ma tutto quel mondo ecclesiale, quelle donne e quegli uomini che si riconoscono in questa sua spinta di cambiamento, in queste sue parole e avvertono una solitudine poi attorno non solo al mondo ecclesiale che li circonda, ma anche a questo panorama culturale, politico, sociale che abbiamo attorno. È proprio come una resistenza che è chiesta a chi accetta questa sfida di attraversare, di vivere la sua solitudine. E credo che la dimensione della solitudine, peraltro, se mi è permesso questo inciso, prima di arrivare alla domanda, sia costitutiva della donna e dell'uomo del Vangelo. La donna e l'uomo che cercano di rispolverare quella che è l'autenticità, la freschezza, la bellezza del Vangelo, la sua genuinità, liberandola dalle sovrastrutture religiose che nella storia gli uomini hanno costruito. È necessariamente poi un'esperienza, quella della solitudine, che appunto è richiesta da affrontare da parte di chi intraprende questo percorso. E venendo alla domanda, quello che io vorrei chiedere è che possano essere esplicitate quali sono le motivazioni che spingono appunto una certa parte del mondo ecclesiale e non solo nelle sfere alte cosiddette, non solo nella dimensione delle curie e dell'episcopato, ma anche del clero di base, dei movimenti ecclesiali, quali sono le motivazioni che spingono una certa parte appunto del mondo ecclesiale a prendere le distanze da Papa Francesco, in che cosa non si sentono rappresentati, perché lo lasciano solo, perché viene lasciato solo. Dette in altri termini, quali sono gli argomenti più divisivi, quali sono le tematiche, quali sono le spinte che più danno fastidio e che più portano a rendere in maniera più evidente e più acuta questa solitudine in Papa Francesco. Grazie e buona continuazione di serata. Grazie Don Omar, a lei Padre Antonio. Ma è una bella domanda questa di Don Omar, io la girerei in realtà alle persone che di fatto si trovano non in sintonia con il Papa o che provano disagio, quindi forse non sono la persona più adatta a rispondere o a farmi interprete di queste istanze. Certamente però non sono cieco, nel senso che trovo sempre molto interessante discutere e comprendere le sensibilità diverse, cioè anche perché aiuta a capire meglio e anche a come dire, a riflettere. Quindi fa sempre bene anche confrontarsi con queste opposizioni che però appunto vorrei dire non lasciano solo, no? La domanda di Don Omar era molto bella, molto ben formulata. Io mi confronto sempre con questo tema della solitudine, cioè non c'è l'idea di lasciare il Papa solo. Questo francamente non lo vedo, cioè al limite c'è un confronto dialettico, no? Un domandarsi perché il Papa agisce in un modo o agisce in un altro modo. Devo anche dire che queste opposizioni che possono nascere legittimamente all'interno del popolo di Dio
ci sono sempre state, no? Ci sono sempre state e si sono applicate ai vari pontefici che si sono succeduti. Io penso che la cosa fondamentale però sia questa, cioè per un cattolico una cosa da considerare sempre è il rispetto e l'ossequio nei confronti di figure, cioè la figura del Romano Pontefice, che in qualche modo interpreta, no, ciò che lo Spirito Santo chiede alla Chiesa nel momento in cui il Pontefice vive e regna, diciamo così, come si diceva una volta, appunto regna. Cioè nel momento in cui il Papa interpreta, diciamo, una linea e la comunica, la vive alla Chiesa alla luce del suo discernimento, penso che il primo atteggiamento non debba essere il fastidio, l'insofferenza, ma l'obbedienza attiva, intelligente, se vogliamo anche la sfida, no? Cioè Papa Francesco certamente sfida alcuni ambienti, se vogliamo, ecclesiali o certe sensibilità ecclesiali, perché non cogliere nella sfida che lui pone una sfida che viene da Dio, una sfida per vivere meglio il cattolicesimo nel tempo presente. Quindi direi, se qualcuno sente un fastidio, forse è bene che si interroghi e apra un po' la mente e il cuore alla suggestione dello Spirito Santo, che può essere evidentemente molto proficua. Però la domanda di Don Omar resta lì e io provo a dare una risposta, per quanto provvisoria. Allora, c'è qualcosa che in realtà non è legato a Francesco in quanto tale, ma è legato al Concilio Vaticano II. Cioè, di fatto, Papa Francesco è il primo Papa che non ha vissuto il Concilio Vaticano II in prima persona, ma che lo sta interpretando e vivendo pienamente col suo pontificato. Allora, l'opposizione che io vedo nel Papa in realtà non è al Papa in quanto Jorge Mario Bergoglio, il quale tra l'altro è una personalità complessa, difficilmente riconducibile a un filone liberale o conservatore, tradizionalista o progressista, perché in fondo riassume in sé caratteristiche diverse e che sono un po' conservatrici, un po' progressiste, quindi dipende dai punti di vista. Ma l'opposizione radicale è al Concilio Vaticano II e a un punto in particolare, cioè il rapporto tra la Chiesa e il mondo. È la modernità, il rapporto con la modernità. E questo è il grande tema irrisolto della Chiesa Cattolica contemporanea, che è tesa in un'opposizione polare tra una sorta di Chiesa intesa come argine, baluardo alla contaminazione, no? Al virus del mondo, quindi ancora di salvezza, faro, no? Che sta in qualche modo fisso, fermo, immobile nella tempesta, e il mare aperto, no? Che invece in qualche modo ci chiama. La Chiesa di Francesco è una Chiesa missionaria, una Chiesa che va al largo, che non ha timore di sporcarsi, che non ha timore di sbandare, che non ha timore di compromettersi in qualche modo con la realtà pur di ascoltarla veramente. Ecco, si ha l'impressione, no? Che il Papa sia tra i critici più severi della Chiesa, in questo senso. E in questo senso, se mi è permesso di dirlo, non vorrei essere però frainteso, in qualche modo è anticlericale. Sì, appunto. Ecco, allora c'è una dimensione di, come dire, di non piena sintonia con la dimensione clericale della Chiesa. Perché, e tra l'altro, voglio dire, il Papa quando parla, alla fine ha davanti a sé non solo la Chiesa, ma il regno di Dio. Quindi va bene al di là e in qualche modo attira l'attenzione in modo missionario, sensibilità e persone che sono anche molto lontane dalla Chiesa, che però rimangono colpite da un messaggio che è apparentemente di Francesco, ma in realtà è del Vangelo, quindi vengono colpite dal Vangelo. E il Papa però non fa distinzioni, non fa differenze, cioè sa che il Dio è presente lì dove lui vuole essere presente, non dove noi riteniamo che egli sia. Allora il Papa annuncia il Vangelo che è amore per il mondo e le persone, e la prima cosa, la prima traduzione è l'accoglienza. Cioè non si può annunciare il Vangelo se tu non accogli la persona così com'è, prima di ogni giudizio, che ci deve essere, ma viene dopo. Allora l'impegno per la storia, l'impegno per il mondo, l'apertura totale nei confronti della realtà, l'ascolto delle situazioni apparentemente più lontane, no?
dalla sensibilità ecclesiale. Questo fa parte pienamente del pontificato della visione di Francesco, che è un rapporto maturo, disinibito se vogliamo, pienamente evangelico, di rapporto appunto con il mondo. Un rapporto con il mondo che è sempre coinvolto, quindi non è astratto. Ci sono grandi temi come il tema della Laudato Si, no? La cura della casa comune, che non è un tema come qualcuno ha creduto, no? Non, tra l'altro trascurando completamente la lezione di Benedetto XVI, Giovanni Paolo II, che sono stati chiarissimi sul tema ecologico, ritenendolo come un tema scientifico che non ha nulla a che vedere con la Chiesa. Se il mondo è creato, evidentemente la posizione dell'uomo nei confronti del creato ha una valenza, cioè richiede una riflessione teologica. Non solo, fa parte pienamente l'enciclica di Francesco della dottrina sociale della Chiesa, di cui pare molti si siano dimenticati. Allora, è questo il tema, per rispondere alla domanda di Don Omar, questo è il punto, cioè si fa fatica a capire che la Chiesa non è solo faro, ma è anche fiaccola, cioè è luce che vuol dare luce al mondo, non semplicemente stando ferma come un faro, no? In mezzo alle procelle, ma accompagnando l'uomo nel suo cammino così com'è. Quindi con questa luce che accompagna, cioè questo in fondo, la metafora di Emmaus è una delle primissime metafore che il Papa ha usato proprio alla Giornata Mondiale della Gioventù di Rio de Janeiro, che è stato il suo primo viaggio apostolico. Allora questo è un elemento. Un altro elemento, se posso permettermi, in alcuni casi almeno, è che un certo conservatorismo, no? Non la sensibilità conservatrice che è assolutamente buona, dignitosa, che fa parte perfettamente, diciamo, della vita e della tradizione della Chiesa, ma c'è un certo conservatorismo, tradizionalismo, che in realtà è solo l'espressione ben ammantata di panni ecclesiali di una resistenza di ordine politico, a volte anche persino economico. Cioè ci sono degli interessi politico-economici contro i quali Francesco chiaramente si scaglia, e in fondo è l'unica figura leader, diciamo, di impatto globale nel mondo, che propone dei temi morali molto, molto alti, no? Molto impegnativi. Allora il modo per tacitare questa voce è quello di creare un'opposizione interna, in modo da non separarlo dalla gente, separarlo da chi dovrebbe ascoltarlo. Allora non bisogna trascurare questo, perché noi sappiamo che una parte almeno dell'opposizione apparentemente ecclesiale, quindi portata avanti da preti, anche vescovi, per carità, cardinali, eccetera, è ben foraggiata e pagata da persone che hanno intendimenti non religiosi ma di tipo politico-economico. Dopo questo vasto sguardo sul mondo, magari torniamo un istante al centro. Domandina da 2 soldi: quali sono i rapporti di Papa Francesco con la curia di Roma? Perché da una parte si ha la sensazione, questa volta di matrice più ecclesiale, che Papa Francesco, da buon vescovo che viene dalla pastorale, che viene dalla fine del mondo, quindi da una situazione molto diversa dalla nostra, sente molto il tema sinodale della Chiesa locale che si riunisce, che gestisce la propria situazione. Papa Francesco più volte ha esortato, ci sembra, i vescovi italiani a tenere un loro sinodo, però di mezzo c'è la curia, la quale oscilla sempre fra organismo molto complesso al servizio del Papa e della Chiesa e invece organismo che decide e gestisce. Allora questo schemino, che evidentemente è molto terra-terra, però mi pare ponga un problema. Ecco, il Papa in che rapporti sta con questa situazione così complessa e così articolata? Ma il Papa ha usato un'immagine per parlare della curia alcuni anni fa, l'immagine dell'antenna, cioè l'antenna che percepisce dall'esterno e porta il messaggio all'interno, e viceversa, che dall'interno riesce a trasmettere all'esterno. Cioè il Papa non è ingenuo, sa perfettamente che per governare la Chiesa c'è assolutamente bisogno, diciamo, della curia, che può essere intesa in vario modo, evidentemente. C'è una riforma in corso, quindi una riflessione sulla curia e sul suo significato, sul suo impatto. Ecco, scusi, ma si sono sentite
le cifre, diciamo, i numeri delle riunioni del famoso gruppo di cardinali, il C9, C10. Ecco, ha maturato qualcosa questo organismo? A che punto siamo? Certo, assolutamente sì, quindi c'è una bozza di documento che diciamo, direi a buon punto e che viene discussa, e certamente uno degli obiettivi, diciamo, di questo organismo è stato quello di discutere, no? La riforma e comunque essere uno dei tanti elementi di connessione tra il Papa e la Chiesa. Quindi non bisogna limitare il ruolo, diciamo, di questo organismo a qualcosa di estremamente tecnico, no? E in qualche modo portare le sensibilità di varie parti del mondo all'interno diciamo del centro, per fare in modo che venga elaborata una riforma che possa essere, per quanto è possibile, umanamente possibile, adeguata. Quando dico umanamente possibile, intendo dire, e questo ci tengo a sottolinearlo, che il Papa non crede che adesso si fa la riforma della curia e improvvisamente la Chiesa diventa un organismo perfetto, privo di macchia. Ecco, no, non è, questa sarebbe, direi, un'eresia per lui. Le cose si fanno per tentativi ed errori, si cerca di fare la cosa migliore possibile, ci sono degli aggiustamenti in corso, gli errori appunto sono possibili, sono contemplati. E quindi non bisogna dare una rilevanza straordinaria e eccessiva a questo processo, che però è in corso e ha già dato evidentemente dei frutti di riflessione molto importanti, che saranno poi resi noti appena tutto quanto sarà pronto, completo, e la riforma potrà essere varata. Però intendo dire, appunto, tornando alla curia, il Papa sa perfettamente che la curia è fondamentale, è importante per governare la Chiesa. Però c'è sempre, sin dall'Evangelii Gaudium la notiamo in lui, una percezione chiarissima, cioè una tensione dialettica tra lo spirito e l'istituzione. Fa parte della vita della Chiesa per lui questo. Quindi sa che lo spirito è libero e non è ristretto da nulla, il suo orizzonte, abbiamo detto, è il regno di Dio, e d'altra parte sa perfettamente che senza l'istituzione, ma questo è anche una convinzione ignaziana, gesuitica, no? Che tende sempre, il carisma ignaziano tende sempre a fondare istituzioni. Allora sa che senza l'istituzione le cose non possono andare avanti, cioè è come se avesse uno spirito senza corpo, cioè incapace di far nulla. Allora, in qualche modo il Papa ha un rapporto, direi, onesto e realista, no? Nei confronti della curia. Più volte ha detto, lui parla dei vecchi curiali, no? Intendendo queste figure come persone in realtà dedite al lavoro, capaci di sacrificio, e così. Quindi è un rapporto capace di valorizzare, ma nello stesso tempo di non assolutizzare il lavoro svolto dai curiali. L'immagine dell'antenna mi sembra molto bella, perché dice in fondo come la curia è uno strumento. Questo è poi alla fine, la curia è uno strumento di servizio perché il Papa governi la Chiesa. Mi permetto di aggiungere una cosa, se c'è la possibilità. Io una volta, senza confondere riforma della curia con riforma della Chiesa, però ho un ricordo molto preciso che mi ha fatto molto bene, mi ha aiutato a capire molte cose di Francesco. Una volta gli chiesi a Santa Marta: ma lei vuol fare la riforma della Chiesa? Mi ricordo la sua risposta, perché non rispose subito, ma mi guardò quasi stupefatto della domanda che gli feci, no? Con gli occhi sgranati. E mi rispose dicendo: no, io voglio solo mettere Cristo sempre di più al centro della Chiesa, poi sarà Lui a fare le riforme. Ecco, questo mi ha fatto capire l'atteggiamento di fondo di Francesco nei confronti del pensiero della riforma in generale, che non è, appunto, come dicevo prima, il Don Chisciotte contro i mulini al vento o l'utopista che crede che muovendo due pedine riesce a cambiare il mondo. No, però è un uomo di fede che crede nella riforma, ma crede che le riforme le fa il Signore. Allora bisogna mettere le condizioni perché la riforma sia possibile. È quello che lui sta cercando di fare, sapendo che poi le vere riforme le fa il Signore. Tornando al tema della solitudine, mi sembra che la solitudine del Papa si definisca anche nei riguardi degli organi di informazione laici.
l'informazione laica parla molto, relativamente molto del Papa, parla abbastanza di cardinali, di vescovi, parla dei preti soprattutto quando magari sono coinvolti in fenomeni di pedofilia e dintorni, però questa informazione mi sembra che fatichi a allargare un po' lo sguardo. La Chiesa per certa informazione laica coincide con la gerarchia. Tant'è vero che fino a non molto tempo fa nelle redazioni dei giornali il giornalista incaricato di seguire la Chiesa era chiamato vaticanista. Allora la domanda è, non è che questo modo di informare sulla Chiesa è un modo anche di stravolgerla? Cioè invece di parlare del popolo di Dio così articolato, l'informazione laica si concentra sui vertici, per cui mi pare si potrebbe forse parlare di una informazione che è più clericale della Chiesa, cioè parla molto di più della Chiesa come gerarchia ecclesiastica più che di comunità. C'è qui Daniele che è presidente ACLI e credo che dal suo punto di vista potrebbe dire qualcosa al riguardo. Non so se i laici cattolici sono sufficientemente valorizzati da questa informazione. Quindi il Papa è solo anche perché se ne parla troppo. Risponde Daniele o rispondo io? No, risponda lei, padre. No, è lei l'intervistato stasera. Allora, è interessante perché lei ha fatto una critica molto tagliente nei confronti del vaticanismo, se ben capisco, diciamo, no? E quindi io l'ho ascoltata, ci rifletterò attentamente. Certamente quello che dice ha una radice di vero, su questo non c'è alcun dubbio, ma direi che è quasi giocoforza, nel senso che il giornalista dà notizie, evidentemente come non dà normalmente notizie della vita quotidiana delle persone, ma parla sui giornali troviamo notizie sui leader, che siano politici o comunque culturali o economici, eccetera, così anche della Chiesa di fatto si occupa dei vertici e normalmente cerca di dare notizie creando delle opposizioni, creando delle storie che possono essere interessanti, ma che certamente mettono in campo non la quotidianità della Chiesa, quanto piuttosto le dinamiche dei suoi vertici. Quindi direi che è quasi giocoforza che sia così. Non ne farei una colpa ai colleghi giornalisti, proprio perché alla fine poi il giornalismo risponde a dinamiche di interesse, chiaramente sono quelle diciamo proprie dei quotidiani, delle direzioni. Il giornalista risponde anche a ciò che gli viene chiesto di pubblicare e di scrivere. Però questo pone un problema serio, cioè indubbiamente la Chiesa per un mondo cosiddetto laico a volte può apparire più per i suoi vertici che per le dinamiche che vive al suo interno. E questo non c'è nient'altro da dire, cioè è proprio così. Certo, la questione che io mi pongo invece riguarda proprio l'informazione che riguarda il Vaticano, i vaticanisti, perché a volte sembra molto facile o comunque avviene normalmente che un vaticanista abbia una formazione politica, no? E quindi una persona che dal politico passa al Vaticano a occuparsi di Vaticano e di scrivere di Vaticano. Mi sono sempre chiesto se questa è la formazione più adatta. Non vuole essere una provocazione, però mi è capitato di conoscere dei vaticanisti che sono approdati al vaticanismo, diciamo, se possiamo farlo così, dalla cronaca sportiva. E ho trovato una intelligenza delle vicende, dei racconti, delle prospettive, del modo di vedere le cose che mi ha stupito, mi ha colpito, tanto da farmi dire qui in realtà i vaticanisti dovrebbero avere una formazione sportiva. E questo è perché comprendono meglio le sottigliezze della dinamica che spesso nell'ambito ecclesiale non sono di ordine politico. C'è una riduzione al politico che il Papa tra l'altro sta cercando di evitare in tutti i modi, anche pensiamo al Sinodo, quante volte nei Sinodi ha detto che il Sinodo è un luogo di discernimento, non è un Parlamento.
Allora, non sto dicendo che l'approccio politico sia errato, evidentemente, sto solo dicendo che non si può esaurire l'approccio alla Chiesa all'interno di un approccio politico. Quindi forse una prospettiva diversa, capace di comprendere la dinamica di un gioco, è molto più efficace nell'interpretare i fenomeni rispetto diciamo, all'approccio propriamente politico. Concludo dicendo su questo che però non bisogna disperare, perché la vita della Chiesa può emergere a livello comunicativo in molti modi. In modo particolare, oggi sappiamo perfettamente che ciascuno di noi può fare informazione attraverso i social networks, ad esempio, no? E poi la comunicazione digitale non pone ostacoli alla comunicazione diretta. Allora, ciascuno di noi, ciascun credente è chiamato in prima persona a essere testimone della realtà che vive. E quindi in qualche modo possiamo cogliere questo come sfida, perché ciascun credente in qualche modo diventi giornalista della sua Chiesa. E le possibilità sono tante. Pensiamo a come potrebbe cambiare il volto dei quotidiani diocesani, dei settimanali diocesani, ad esempio, se si Ma anche i quotidiani, visto che siamo nella sede dell'Eco di Bergamo. Assolutamente, Bergamo è una realtà veramente preziosa da questo punto di vista, che ha molto da insegnare a tanti di noi. Ma appunto, dico, alla fine sono proprio le reti dei cristiani, cioè chiunque può contribuire a costruire una rete di informazione, ma questo ci porterebbe altrove, quindi la taglio subito così, la lascio come provocazione. C'è una domanda di Francesco Mazzucotelli che chiederei alla regia di passare. Grazie. Si parla molto della opposizione di vescovi, gruppi e singoli fedeli conservatori rispetto a Papa Francesco. Ribalto la situazione e domando, in primo luogo a me stesso, io come mi sentirei e cosa farei se diventasse Papa uno di quei vescovi americani che sostengono Donald Trump e le sue politiche? Mi pare che all'interno della comunità ecclesiale siamo molto divisi su molti argomenti: la politica, l'economia, l'ambiente, l'immigrazione, il multiculturalismo, le unioni civili per le coppie omosessuali, il rapporto con i non cristiani e con i non credenti e altro ancora. Domando, cos'è che ci unisce, a parte il comune riferimento alla figura di Gesù e al Vangelo? L'unità della Chiesa in questo momento è una fictio che dura il tempo di una messa e poi, finita la messa, ognuno va per la sua strada? Personalmente ho sempre ritenuto esagerate le voci di uno scisma all'interno della Chiesa, ma non c'è il rischio di un divorzio silenzioso, di una separazione domestica all'interno della Chiesa e spesso all'interno di ciascuna comunità parrocchiale? Domanda molto, molto importante, evidentemente. Questo spettro dello scisma che ancora appunto opinionisti, giornalisti, eccetera, propongono, anche questa, come quella della solitudine, è una narrativa, evidentemente. Io non vedo rischi di scisma nel senso proprio del termine, però chiaramente ciascuno usa le metafore che crede più opportune, evidentemente. Il Papa stesso, interpellato sulla questione, ha detto: io non temo uno scisma. Allora, quindi però è una narrativa che crea terrore, che crea paura e che quindi diciamo è usata in maniera strumentale, selvaggia, brutale, secondo me, che è proprio un attacco al cattolicesimo, però è una narrativa d'opposizione, punto e basta, ma lascia il tempo che trova, quindi non gli do molta importanza. Invece la domanda è importante, perché dice: ma noi dove troviamo il fuoco d'unità? Beh, forse la persona che ha posto la domanda è andato un po' troppo veloce quando ha detto
a parte Cristo cosa ci unisce? Beh, cioè direi che la risposta è quella, cioè se siamo uniti è il Signore che ci unisce, ci chiama e ci interpella, quindi è lo Spirito Santo che fa sì che sensibilità completamente diverse, persone che vivono istanze totalmente addirittura opposte o addirittura temperamenti opposti possono stare insieme. Non ci sarebbe altro motivo se non la fede, quindi è la fede che ci unisce. E da questo punto di vista, per esempio, il Papa più volte ha messo insieme o compiuto gesti che apparentemente possono sembrare incongrui considerando i loro destinatari. Per esempio, ricordo che in Argentina si adoperò per favorire i lefebvriani, quindi non persone diciamo conservatrici dentro la Chiesa, ma addirittura persone che non si pongono in opposizione alla Chiesa stessa, e quindi perché avessero un riconoscimento di alcuni diritti che non avrebbero altrimenti potuto avere, tipo il possesso di chiese e così via. E d'altra parte sappiamo perfettamente come il Papa si è dimostrato molto vicino ai movimenti popolari, alle loro sensibilità, alle comunità di base, che quindi hanno una sensibilità direi opposta rispetto a, se così possiamo dire, ai lefebvriani. Quindi per il Papa ha un approccio pastorale, radicalmente pastorale, di accoglienza e di rispetto delle varie sensibilità che ci sono all'interno della Chiesa, e questo è propriamente, è assolutamente, tipicamente cattolico. Questo è il cattolicesimo. Semmai il disagio è quando le sensibilità diventano opposizioni conflittuali, no? Quasi di delegittimazione, come se l'altro fosse il nemico. No? C'è un dibattito interno alla Chiesa che secondo me è virtuoso, che con Francesco è possibile. È possibile. Al sinodo, io ricordo il primo sinodo che ho vissuto come membro appunto di nomina pontificia, io non avevo esperienze previe, però tante persone che hanno partecipato ai sinodi precedenti erano stupefatte e positivamente, nel senso che si sono dette c'è libertà di espressione, possiamo dire quello che vogliamo, ma certamente, perché se tu organizzi un sinodo e non puoi dire quello che pensi, a volte opponendoti, no, a quello che il Papa stesso dice, in quel contesto, quasi considerando se stesso come un padre sinodale, allora non c'è più, non ha senso la discussione. Allora, se vogliamo, l'opposizione emerge, il contrasto emerge oggi perché questo è reso possibile. È reso possibile. C'è una espressione del Papa che mi ha colpito moltissimo e che ha espresso in un contesto sinodale, che mi ha aiutato a capire il suo modo di porsi anche nei confronti di queste tensioni. Lui una volta disse che in fondo nel sinodo si può dire quello che si vuole e non bisogna avere neanche paura di eccedere o di, come dire, se uno sente che per il bene della Chiesa deve dire delle cose, è bene che le dica così come le sente, perché deve essere certo che poi c'è Pietro che decide. Quindi lui in qualche modo ha detto che il primato petrino alla fine, al cui dire, tiene moltissimo evidentemente, sa che cos'è perfettamente, non solo lo vive, sa perfettamente, ma non è un argine alla libertà di espressione, è il fondamento della libertà di espressione, perché di quello che puoi, fai il tuo discernimento personale, comunicalo, perché non temere, Pietro poi decide, quindi non aver timore che poi la tua opinione possa creare dei problemi, perché decido io. Quindi il primato petrino non come argine alla libertà di espressione, ma come suo fondamento. E questo per me è splendido. Vorrei una sua riflessione su un particolare, se vogliamo molto particolare, del pontificato di Papa Francesco. La scelta dei cardinali. Allora, c'è un cardinale dell'isola di Tonga, che è stato scelto in un precedente, ci sarà il cardinale di Kiganga nel Ruanda, c'è il cardinale dell'isola di Brunei. Se l'informazione che ho letto è corretta, questo cardinale ha una diocesi con 3 preti e 3 chiese, con immagino qualche decina di fedeli. E non c'è invece il cardinale di Milano, il cardinale di Torino, il cardinale di Palermo. Ho sentito un cardinale di Curia, siccome anche lei prima non ha detto una cosa, anch'io non dico il nome di questo cardinale,
che ha detto, l'ho sentito con le mie orecchie, in fondo Papa Francesco è un po' anti-italiano. Quindi questa sarebbe un pochettino una prima sensazione che le chiederei. Una seconda sensazione anche riguardo al modo con cui vengono scelti i cardinali. Il custode del convento di San Francesco, che è stato recentemente scelto da Papa Francesco, ha detto che è stato uno scherzo da Papa. Non lo sapeva, l'ha saputo dalla televisione. Mi pare che una volta in una riunione con molte fedi delle ACLI, il cardinal Zuppi ha confidato che l'ha saputo anche lui dalla televisione. Sì. Ecco, cioè, non solo vengono scelti cardinali così un po', diciamo, per zone abbastanza marginali della Chiesa, ma anche in un modo abbastanza anomalo. Come mai questo? E che cosa dice questo stile di Papa Francesco? Beh, comincio da questo per poi passare alla prima domanda che ha fatto. Allora, sì, in realtà è proprio così, cioè il Papa non avvisa prima, non avvisa mai prima, quindi a meno che non ci sia un caso particolare, ma il Papa non avvisa. Quindi normalmente chi viene scelto lo sa dalla televisione o si raccontano tante storie, no? Su questi fatti, cardinali che lo hanno saputo, cioè vescovi che lo hanno saputo alla fine della messa, quando in sacrestia si sono riversate tante persone a fare i complimenti e il stesso vescovo non sapeva perché, per quale motivo, o gente che telefonava a Santa Marta dicendo mi hanno detto questa cosa, ma mi sembra assurda, è vera? Allora, il Papa non avvisa, ma questo probabilmente fa parte di una visione che è proprio di Francesco, del cardinalato, che l'elezione è un servizio più vicino che non riguarda, non è l'ordinazione episcopale che richiede la libertà e la volontà della persona, ma è un gesto che lui compie e che indubbiamente lega la persona a un servizio diretto al pontefice. Quindi non è un modo, se vogliamo, non è un premio. Ecco, chiarissimamente, il Papa ha detto più volte, il cardinalato non è una patacca, non è un premio alla carriera. Ecco. E in fondo non è neanche un premio, e qui entriamo alla prima domanda, al potere di rappresentanza all'interno della Chiesa, di una Chiesa locale. Cioè, per esempio, per uscire dall'Italia, non abbiamo un cardinale a Los Angeles, che voglio dire, tutti sappiamo l'importanza di questa città e l'importanza della comunità cattolica, abbiamo un cardinale a Dhaka, nel Bangladesh, dove abbiamo lo 0, allora il punto non è la potenza che fa sì che il pastore di quella chiesa sia promosso al cardinalato, no? Ma è la capacità di rappresentare ciò che la Chiesa dovrebbe essere. Quindi è un gesto profetico in qualche modo, almeno alcune nomine cardinalizie sono dei gesti profetici che vogliono sottolineare l'importanza di una Chiesa che, per quanto piccola, è particolarmente dinamica, per esempio, ed è capace di dare una testimonianza che sarà e sarà utile per tutta la Chiesa, per la Chiesa universale. Quindi non è una questione di numeri e di potenza, ma di significato, di simbolo e di seme evangelico. Quindi alla fine questi cardinali diventano semi. E anche per cercare di incorporare nella Chiesa delle sensibilità che altrimenti non ci sarebbero e che servono invece a tutta la Chiesa. Quindi ci sono dei cardinali che rappresentano, non so, nel Laos, che poi non sono, per noi sono, come dire, scelte quasi esoteriche. In realtà poi si scopre che questi vescovi magari sono stati eletti da conferenze episcopali regionali o hanno un'autorevolezza che nel luogo è molto vissuta e riconosciuta e che noi dal nostro centro non vediamo, alla quale non facciamo caso, mentre il Papa sì. Allora, è importante questa dinamica, il fatto che le voci del mondo arrivino, no? Al centro e che siano rappresentate queste sensibilità. In modo particolare abbiamo visto l'Asia, perché certamente l'Asia era un po' sottorappresentata rispetto alle percentuali, poi in crescita tra l'altro, di un cattolicesimo che è radicalmente anticostantiniano, che non ha vissuto dinamiche di potenza politica come per esempio invece ha vissuto il cristianesimo in altri continenti, se non altro grazie alle colonizzazioni europee.
E questo è un punto. Riguardo l'Italia, allora, a parte che adesso dei 13 cardinali 6 sono italiani, e di 88 cardinali, mi pare, non vorrei sbagliare, mi pare che 19 siano italiani. E poi l'Italia ha tanti cardinali, il cardinale dell'Aquila, il cardinale a Perugia, il cardinale a Agrigento, il cardinale a Siena, il cardinale a Bologna. Scelti anche qui con dei criteri particolari. Esatto, anche questi scelti Ancona. con dei criteri particolari, non quelli della carriera. E non c'è la scelta della carriera, non c'è la scelta delle sedi cardinalizie tradizionali. Ecco, questo chiaramente con Francesco è saltato, e anche qui ci sono delle valenze, cioè per esempio il cardinale di Agrigento è il cardinale di Lampedusa, cioè molto chiaramente, perché Lampedusa è la diocesi di Agrigento, Porta d'Europa, quindi è il cardinale della Porta d'Europa. Oppure anche a livello di curia, il Papa ha detto chiaramente è cardinale Ladaria, Congregazione Dottrina della Fede, e cardinale Krajewski, la carità. Allora, dottrina e carità sono berrette cardinalizie, ecco, per intenderci, quindi c'è un valore forte anche simbolico. Poi il fatto che alcune sedi non siano cardinalizie non ha alcuna importanza, non significa una svalutazione di quelle sedi. Ricordiamoci che durante il pontificato di Pio IX, no, ci furono un arcivescovo di Milano, un patriarca di Venezia, 2 arcivescovi di Torino, uno di Palermo, uno di Genova, uno di Firenze, che rimasero senza la berretta per l'intero mandato. Ma non avere la berretta cardinalizia non significa non avere una patacca onorifica o una diminuzio. Bisogna entrare nella mensa di Francesco per capire che il cardinalato ha una funzione specifica all'interno della Chiesa, lui la interpreta e lo può fare da pontefice nel modo in cui ho detto prima, e quindi non significa che c'è una svalutazione della Chiesa, assolutamente, o della persona, men che meno, ma che i criteri del collegio cardinalizio, della scelta del collegio cardinalizio, sono di ordine diverso, quindi sono di ordine simbolico, diciamo legato anche a volte ad alcune dinamiche profetiche che il Papa coglie ed esprime in questo modo. Stiamo arrivando all'ora, quindi vorrei concludere con una domanda molto semplice. Il gesuita Bergoglio, in che cosa soprattutto è rimasto gesuita? Allora, non è rimasto, il Papa è gesuita, nel senso che una persona, cioè, nel senso, in che senso dico questo? Il Papa è Papa di tutti, quindi non ha l'etichetta, in nessun modo ha un'etichetta. Però voglio dire, il Papa è stato formato all'interno, sin da giovane, a una spiritualità molto precisa e ha vissuto all'interno del nostro ordine figure, ruoli molto, molto importanti, il ruolo di provinciale, il ruolo in età anche molto giovane, il ruolo di superiore degli studenti, il ruolo di maestro dei novizi. Quindi la sua formazione, la sua visione del mondo, direi, il suo modo di vivere la fede è segnato dalla spiritualità di Ignazio di Loyola. E il criterio fondamentale, diciamo, è quello che noi chiamiamo il discernimento, che significa cercare e trovare la volontà di Dio, cercare Dio dove Lui si fa trovare, non dove lo vogliamo trovare. E poi soprattutto questo, cioè cercare e trovare Dio con una sensibilità che tocca anche la sensibilità umana, il sentimento. Il Papa non ha un ufficio dove prendere le decisioni, in realtà non ha proprio un ufficio, in realtà, se ci pensiamo, ha una camera e il Palazzo Apostolico dove riceve, dove ha una sedia e un tavolo, riceve i capi di Stato e le persone che vanno a trovarlo in visita ufficiale, ma ha la cappella come ufficio. E quando deve prendere una decisione la matura, la tematizza, ci prega su e se riceve una consolazione procede. Ma non è che questo chiude il processo, lui continua a riflettere e a meditare. L'Angelus, a volte vediamo che nell'Angelus lui cambia il testo. Che cosa succede? Succede che lui si concentra in preghiera per 20 minuti prima di pronunciare l'Angelus. E riflette, medita e sente che cosa lo Spirito gli dice. Se il testo che ha davanti, che pure conosce, ha in parte scritto, ha suggerito, eccetera, corrisponde in quel momento a quello che lui sente, lo pronuncia, altrimenti lo cambia. Allora, il cambiamento è sul momento. Il Papa non ha un progetto astratto, no? Per cui una volta fatta una cosa è quella lì. Ascolta lo Spirito, è una dimensione mistica
che il politico, per esempio, non coglie per niente. Ho letto dei libri in cui sembra che Francesco sia un enigma. In realtà, politicamente parlando, lo è certamente, ma la spiegazione è incongrua perché non ha presente certo. per niente la dimensione spirituale e non la può contemplare perché è un libro di Certo. politica. Allora, il Papa agisce per discernimento e questo è un segno profondissimo che gli ha lasciato la spiritualità ignaziana. Quindi anche nel prendere le decisioni, come Ignazio di Loyola contempla nei suoi esercizi spirituali, nelle costituzioni, eccetera, può essere frutto di un lungo ragionamento, di una lunga meditazione sulle ragioni pro e contro, ma può essere anche una decisione immediata, rapidissima, dovuta a una consolazione molto precisa e chiara. È un criterio mistico. Se non si capisce questo, non si capisce niente di Francesco. Chiaro, chiaro, chiaro. Noi stasera credo che di Francesco abbiamo capito qualcosa in più e Padre Antonio la ringraziamo davvero di cuore. Noi Grazie a voi. felicissimi di averlo avuto, Grazie. contiamo di averlo in presenza a prossime edizioni, faremo in modo che non coincida col viaggio papale. Viaggi papali, esatto. Devo dire che mentre l'ascoltavo prima eravamo preoccupati di dire magari un'ora senza Politi, invece devo dire molte domande che avevamo preparato non sono state neanche formulate. A volte si dice che lo spessore di chi governa dipenda anche dalla capacità che ha di attorniarsi di figure di rilievo e quindi credo che Papa Francesco abbia scelto davvero bene. Quindi grazie Padre Antonio, grazie e buon lavoro, davvero, grazie, arrivederci. Io ringrazio davvero Padre Antonio Spadaro, un dialogo bellissimo, vero Don Alberto? Sì, molto interessante, decisamente, perché mi pare che abbia messo insieme bene un po' le informazioni dirette che ha, perché lui rifiuta la qualifica di membro del cerchio magico, ma si sa che incontra spessissimo il Papa ed è uno dei suoi consiglieri più ascoltati, quindi qualcosina è trapelato di questo. Però non ha fatto delle storielle da retrobottega, no, ha dato un po' le linee, quindi in questo senso è stato davvero interessante. Io ringrazio Don Alberto Carrara, davvero, Grazie per a te. l'amicizia e la vicinanza che ha continuamente nei nostri riguardi. Io ricordo che molte fedi stanno andando verso, la fine, mancano pochi appuntamenti. Domenica mattina ascolta, si leva l'alba, vedete in sovraimpressione è apparso il sito, perché domenica mattina alle 9, se vi collegate a quel sito, potete ascoltare il Cardinal Tolentino de Mendoza. È stato appunto nel precedente concistoro elevato a cardinale, raffinatissimo, studioso di poesia, di letteratura, un portoghese, parlerà un quarto d'ora attorno al tema della responsabilità. Andremo in diretta lunedì sera, parleremo di elezioni americane, forse lunedì sapremo in modo definitivo chi è il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Ne parleremo nel focus di lunedì con Oliviero Bergamini, che è stato corrispondente RAI per diversi anni a New York e oggi è vice direttore di RAI News 24. Martedì alle 18:30 avremo Cristina Cattaneo, forse un nome che dice poco a molti, ma io vi consiglio di non perdere quell'incontro. È l'anatomopatologa che lavora sui resti dei corpi che si trovano nel Mediterraneo. Il Mediterraneo non è solo il mare dove si fanno il bagno, ma anche il luogo dove molti tentano l'approdo per un futuro diverso e molti in quel mare trovano la morte. Lei recupera i corpi e ai corpi cerca appunto di ricostituire dignità e valore a quelle vicende. Quindi l'avremo con noi martedì alle 18:30. A me non resta altro che ringraziare i tecnici, gli operatori di Bergamo TV che anche stasera hanno operato davvero con grande perizia. Di nuovo Don Alberto e ci vediamo lunedì sera per il live del Focus. Grazie.